Amici bellini, rumori che arrivano incredibili. Non lasciatevi ingannare dal fatto che insomma, sembra che mi sono svegliato adesso. È proprio così. In effetti voi perdonerete il martedì pazzesco che mi sono preso off, ma ne avevo anche bisogno. Ogni tanto bisogna staccare la spina. Ce lo fanno capire anche le parole di Insigne e di Spalletti. Andiamo a parlarne subito perché ci sono stati un paio di spunti veramente interessanti. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, benvenuto Vincenzo P, da non confondersi con Vincenzo C, con Vincenzo F e Vincenzo V. Iscrivetevi al canale, lasciate un like di soddisfazione per la bellezza di certe parole del mister, di certe parole del capitano. Mi sono svegliato, come mi sono svegliato ho detto chissà che ora è, così ho acceso, ho scritto subito conferenza, ho trovato il live sul canale del Napoli, che bellezza, che cosa bellissima, ho sentito il finale del live, poi sono tornato indietro a sentire le parole di Insigne e adesso andiamo a parlarne, perché ci sono dei passaggi veramente bellissimi, alcuni banali ma alcuni veramente bellissimi. Si comincia con la domanda su Insigne: come stai, come state? Tutto a posto. Ciao. Come stai? Stiamo bene, l'importante, ci dice Insigne, è non esaltarsi, perché questo è un passaggio importante, il capire che la squadra, che il mister, che tutto il gruppo Napoli segue, legge, avverte quella che è l'entusiasmo che c'è in città, e Insigne lo capisce, lo sa, però aggiunge: non bisogna esaltarsi, cioè bisogna stare concentrati. Insigne lo vedo molto serio e mentalizzato, anche per un passaggio che poi vedremo più in là. E mi piace sottolineare un amico bellino che su Instagram, a proposito, mi seguite su Instagram @ValerioFluido, dove sta? Compari? No, questo è Caffè Napoli, poi dopo compare Valerio Fluido su Instagram, che mi fa notare Koulibaly che apprezza le parole di Rudy Kroll per lui. Insomma ragazzi, questi leggono tutto, sentono tutto, quindi noi abbiamo anche una responsabilità come tifosi, non solo gli addetti ai lavori ma anche i tifosi hanno una grande responsabilità, perché questi veramente stanno attenti a tutti e se non leggono loro glielo riportano, quindi veramente facciamo attenzione. E gli chiedono poi a Insigne è uno dei Napoli, insomma hai vissuto tanti Napoli, e lui ci dice è uno dei Napoli più forti, c'è qualità, e poi dopo in un passaggio successivo lui dirà anche che un Napoli comunque abbastanza giovane. No, ma andiamo per ordine perché sennò vado nella difficoltà. È uno dei Napoli più forti. Insigne si diverte. Il Leicester, passaggio con l'Ester, c'è un passaggio sfizioso dove Insigne dice siamo andati in svantaggio e poi è arrivata la vittoria. Ups, il pareggio l'hanno vissuta come una vittoria. Questo è importante, questo è un passaggio importante, perché il recupero di una partita dove vai sotto di 2-0 e la recuperi fuori casa con il 2-2 si percepisce come una vittoria, nelle gambe, nella testa è stata come una vittoria, però ricordiamo sempre che vale un punto, è una vittoria che vale un punto fuori casa, vabbè, però importante. Che emozioni, ma quali emozioni? Che emozione arrivare a 400? Questa è la domanda, non ci può essere risposta. Tanta emozione, mi fa piacere, vabbè. E poi, subito dopo la domanda banale, arriva una domanda ben posta da un giornalista che sviscera dei numeri interessanti, dice ti mancano 4 gol al record di Maradona, te ne mancano 8 per quello di Hamsik, te ne mancano 24 a quelli di Mertens, poi sfizioso il fatto che ne mancano 24, proprio il numero di Insigne, e Insigne dà una risposta di una sagacia veramente insospettabile. Ci fa la risatella e dice facevi prima a chiedermi del rinnovo. Straordinario Insigne, devo fare un applauso. Ho gridato da solo davanti al cellulare mentre facevo il caffè, ho detto bravo, grande risposta, facevi prima a chiedermi del rinnovo. E lui poi aggiunge, però ovviamente non va nel profondo subito, poi dopo lo accenerà e dice io devo essere da esempio, il gol poi va bene, mi fa piacere, ma a me fa piacere anche quando non segno la squadra vince, e io devo essere da capitano, da esempio per gli altri giocatori, perché se mi vedono rincorrere un pallone, Insigne ce l'ha di natura il sacrificio e l'aiutare la squadra nella fase difensiva, anche gli altri sono più portati a farlo, e quindi questo è importantissimo. Insigne ci ricorda che brucia ancora il non essere in Champions, la qualità c'è, ma
adesso c'è anche un certo divertimento, c'è il divertimento di giocare, il divertimento di andare al campo e ad allenarsi, c'è un ritrovato divertimento e bisogna aggiungere un po' di cattiveria, perché lui dice è una squadra comunque che ha dei giovani, ci sono dei giovani sicuramente, ma c'è anche una bella fetta di giocatori esperti, dopo Insigne ce lo dirà, noi siamo tutti nazionali e quindi abbiamo anche l'esperienza per fare certi tipi di partite. Ed è bello che Insigne cita, oltre a Koulibaly come tra i giocatori più esperti, tra i leader di questa squadra, cita Driss, cita Mertens, e quindi sono questi poi i punti fondamentali che devono trascinarsi gli altri. C'è Insigne là davanti, c'è Koulibaly dietro, c'è Mertens che da dietro le quinte sta tornando come figura importante, poi anche come calciatore, ma la figura è importante. Ed è bello poi Spalletti che nel finale del successivo della conferenza cita anche Ghoulam tra questi senatori. Dopodiché c'è un passaggio su Osimhen, dice che è giovane, anzi dice è giovane e c'è il rapporto tra di lui, si può dare anche di più, va benissimo le frasi fatte, però c'è il passaggio importante che noi non sottovalutiamo mai, però io l'inglese non lo parlo, quindi creare il rapporto con Osimhen è un pochino più lungo, possono divertirsi a gesti, a ballare, però l'inglese Insigne non lo parla. Ecco dove gli altri senatori entrano in gioco, perché Koulibaly gli può parlare in inglese, ma sicuramente in francese, credo anche in inglese Koulibaly perché è un uomo di cultura, idem Dries Mertens che parlerà 500.000 lingue, Insigne si deve far capire con il napoletano e con l'italiano e va bene. Osimhen è appena arriva, fate conto che è ancora freschissimo, Osimhen deve dare questo di più, questo scatto non in campo va già bene, deve dare uno scatto poi dopo umano e culturale, imparare al più presto l'italiano per poterci dare quel di più che poi ci potrà dare. Quindi si cita l'europeo, aver vinto l'europeo si può dare di più in Europa, e lui dice che la vittoria dell'europeo, lui si sente che è proprio orgoglioso di aver fatto questa esperienza che ha portato poi alla vittoria. Poi lui lo fa il passaggio, dice non tutti hanno vinto in questa squadra, però essendo noi nazionali comunque abbiamo un bagaglio di esperienza contro giocatori importanti. Al mister fa meno piacere che noi ce ne andiamo in giro per le nazionali, ma è per noi importante per crescere come giocatori, questo pure è importante. E poi ci aggiunge che vuole scrivere una pagina importante ora. Quindi ragazzi, qua c'è la consapevolezza, noi per scaramanzia, per prudenza evitiamo di fare proclami e di parlare di cose importanti, però la squadra ci crede, insomma la squadra ha cominciato bene e c'è nell'aria il credere di fare qualcosa di veramente importante ora. Poi dopo sul rinnovo ovviamente lui dice io non ci voglio pensare, io devo stare concentrato sul campo, assolutamente, c'è il mio agente, c'è De Laurentiis, si sono anche incontrati, hanno fatto una chiacchiera, ma a me non interessa, devo pensare solo al campo. Ecco, speriamo proprio veramente che non ci debba mai essere un momento in cui scivola su una buccia di banane e tutti quanti ma sta pensando al rinnovo, ha detto che non ci sta pensando, poi dentro di sé se le cose vanno bene non ci pensa, se le cose non vanno bene ci cominci a pensare, è inevitabile. Però questo è l'anno anche rispetto a questa situazione delicata dove ce la metterà tutta, e sotto questo punto di vista non c'è problema. Dopodiché Spalletti si comincia con la domanda su cosa si può dare di più, e Spalletti ci sottolinea ancora una volta le 5 sostituzioni, che per lui è una novità assoluta. Lui ha guardato il calcio dall'esterno quando queste 5 sostituzioni venivano inserite e lui si diverte moltissimo alla possibilità di dare una nuova vita all'interno della stessa partita con le 5 sostituzioni, e ci aggiunge una cosa importante, dice due gol non stai più tranquillo, devi farne 3 se vuoi proprio veramente stare nei tranquilli, in dei tranquilli fondamentali. E quindi lui ci sottolinea che per migliorare bisogna ammazzare la partita. Con le 5 sostituzioni non stai tranquillo perché l'avversario diventa più fresco e ti può mettere in difficoltà, tu stesso con le 5 sostituzioni devi arrivare al terzo gol, e ha insistito con la squadra, ne hanno parlato, dice col Cagliari va bene il 2-0, tutto a posto, la tranquillità, però bisognava affondare ancora di più. Bravo Spalletti. Gli chiedono dalla Spagna perché, come mai l'Italia adesso sta proponendo in Europa
Europa un gioco che è più aperto, che porta più gol, 3.25 se non sbaglio, rispetto ai 2 punto qualcosa degli altri campionati, e lui insiste, le sostituzioni danno più gol, e anche l'idea di nuovi allenatori che ti pizzicano, perché poi questione pure di sinonimi, ti vengono a pressare alti, partono dal basso, c'è più verticalità, e quindi questi nuovi concetti ti portano anche a più gol. E poi ci parla di Lozano, che lui chiama Lozza, Ciuchi, Lozza, Lozzi, eccetera eccetera, che è un ragazzo squisito, e ci dice che Napoli è proprio l'ambiente giusto per Lozano e per Osimhen per trovarsi a suo agio e per esplodere come calciatori. Questo mi sembra quasi un messaggio che vuole dare ai calciatori, perché questi sono due che, ragazzi, sì, chiaramente adesso se ne parla sui giornali, Lozano adesso di meno perché deve rientrare a essere così, ma sono due pedine che sono sotto i riflettori del mercato, e quindi è quasi un messaggio a dare: ragazzi, voi state bene qua, cercate di non pensare alle sirene dell'estero, perché qui potete trovarvi bene e divertirvi. Anche un passaggio fondamentale: trova il tempo per farlo per Sinatti, quindi per una preparazione che molto spesso diventa importante quando è personalizzata, e Spalletti ci fa capire che va bene il lavoro collettivo, va bene quello che si fa quando le telecamere sono accese, ma ancor più importante è la preparazione dei singoli quando non ti guarda nessuno. È lì che tu dimostri veramente di tenerci per migliorare, e quindi l'importanza anche di Sinatti. C'è il passaggio poi su Gulam, uomo gruppo, oltre che lui dice: è un peccato che non ce lo siamo potuti portare per una questione proprio numerica, abbiamo dovuto escluderlo dalla lista perché era quello infortunato, ma nel non comprare il terzino sinistro noi abbiamo pensato anche al ritorno di Gulam, che oltre a essere un calciatore è anche uno di quelli che si trascina il resto della squadra dietro, perché è uno che una sorta di allenatore in campo, ce lo descrive Spalletti. Speriamo veramente di rivederlo a più presto. I tifosi, quanto sono importanti i tifosi? Grande Spalletti, che rende anche questa domanda non banale con la sua risposta. I tifosi sono importanti, ma a me anche vuoto il San Paolo mi ha dato quell'emozione. Il rumore dei cuori dei tifosi, dei napoletani, si sentiva lo stesso. Mamma mia, Spalletti, mamma mia. Mi diverto quando vinco. Il passaggio finale è che sì, si diverte, tutto a posto, ma io poi alla fine voglio vincere, perché quando vinco che io sto meglio. E poi c'è un passaggio sui contadini, che mi dicono che sono un contadino, il contadino però pensa all'immediato, lui dice pensa al domani, come Rachmani pensa al domani. Sì, però il domani lui intende l'oggi, nel senso che un domani non lo sai se il raccolto lo riuscirai a prendere, e quindi pensiamo adesso e cerchiamo di fare il bene adesso. E quindi i contadini, il testa fina, il cervello fino come scarpe grosse, eccetera eccetera, quindi si pensa all'oggi. Signori, in base a queste domande, poi ovviamente sì, il turnover ne cambio 3, 4 e mezzo, e 4 e mezzo che cosa può voler dire? Brabam. Faccio un'ipotesi di un ritorno di Meret, per esempio, me la allungo. Quel 4,5 può significare che magari quel mezzo è il portiere, che potrebbe, se sta bene, rientrare in campo, e quindi fare una sorta, avviene una sorta di organico cambiamento di quelle che sono le gerarchie, quindi Meret che diventa portiere europeo in questo momento, con Ospina che potrebbe rientrare in campionato, non lo sappiamo, speriamo insomma che chi gioca sta bene, faccia la partita che debba fare. Questo potrebbe essere il mezzo. Poi sinceramente qua è più un auspicio mio di vedere Malquidi far riposare un attimo Di Lorenzo. Il riposo, il turnover, Spalletti lo vede per la prossima partita, quindi riposare per averli freschi per la prossima partita, e quindi un Di Lorenzo fresco per la prossima partita, sappiamo italiano, va molto con le sue squadre, e quindi un Di Lorenzo ci servirà al massimo della forma. Un ritorno magari di Manolas in difesa, che sì, sarà in questo momento riserva, ma è sempre Manolas. Non credo si possa rinunciare a Mario Rui in questo momento, che sta anche in grande forma. E poi i due centrocampisti che non si possono togliere. Qui resta il dubbio, perché su Zelinski Spalletti ci ha detto che deve giocare per ritrovare la forma, quindi non sappiamo se questo significa farlo giocare ancora titolare. Come peschi bene anche lì. E poi abbiamo questo dubbio Lozza, Politano. Io anche la presenza
L'assenza di Insigne in conferenza non vuol dire necessariamente che Insigne debba partire titolare, anzi io credo che questo è un passaggio che ci potrebbe anche stare, con un Politano che magari parte titolare con Lozano a sinistra, cosa che Spalletti sta provando spesso nei secondi tempi, e quindi magari un Insigne che può riposare all'inizio e può entrare alla bisogna, mentre Osimhen non lo sposterei. Ovviamente non ho finito con la cosa di Spalletti, perché il turnover sì, 4 e mezzo abbiamo capito, poi c'è la domanda: non c'è un rischio che l'entusiasmo diventi troppa confidenza? Ecco, su questo termine confidenza secondo me c'è stato un lost in translation, nel senso che si intende in napoletano con confidenza, stai pigliando la conferenza, la confidenza, Spalletti comincia a dire la confidenza ci deve essere perché ci dobbiamo dire le cose, confidenza in italiano, in inglese confidence, la fiducia, e quindi significava più quella probabilmente la domanda, troppa fiducia. Semplicemente Spalletti poi la aggiusta e dice quello che ci deve, la confidenza tra di noi ci deve essere, il confidarsi, ma non ci deve essere la presunzione, quindi abbiamo risolto anche questa domanda. Sullo Spartak lui ci dice non meritavano di perdere, attenzione, andate a vedere la partita con il Legia Varsavia che loro perdono all'ultimo secondo in un'azione anche rocambolesca, e lui dice in Russia ci tengono moltissimo nel confronto con le squadre europee. Sappiamo che Spalletti non parla a vanvera perché in Russia ci è stato, e quindi si può dire la solita cosa, conosce moltissimo l'ambiente dei russi, ma capito, però sono passati anche diversi anni, quindi attenzione allo Spartak. La difesa come si migliora? La difesa è il punto di forza in questo momento nel Napoli, che subisce pochi gol, però la difesa significa la squadra, cioè la squadra che tutta aiuta, e quindi sottolinea anche le parole di Insigne quando Insigne sottolinea l'aiuto che gli attaccanti devono dare alla squadra per difendere. 4 domande, dice Lombardo, perché c'è un giornalista che dice comincia a fare 4 domande e Lombardo risponde piccati, niente di vero, 4 domande, dai, sono veloci, non ti prendere la questione. E quindi c'è la domanda su Cannavaro che dice che l'ha invitato, e lui risponde Fabio che si affretti si faccia presto, perché Fabio l'ha detto a parole ma ancora non l'ha invitato a cena, lo conosce bene, tante cose, quante cose. E poi c'è la domanda sul padel, dove lui dice io sono scarso, ma a te piace il padel? Il padel è lo sport dei calciatori, lo sport dove loro si divertono moltissimo, anche gli addetti ai lavori. Lo sai perché ti piace il padel ti piace perché la pallina ti cerca a te, non è una palla che ti scappa, anzi ti cerca. Quindi vabbè, io a me il padel non ne ho proprio idea, io l'ho sempre visto come i racchettoni, il tennis però con i racchettoni come si faceva sulla spiaggia, veramente non lo so. Dopodiché si chiude con un saluto in rusco: signori miei, ci divertiamo, Spalletti è straordinario, Insigne è stato straordinario in questa conferenza perché è maturo, perché è veramente un altro giocatore mentalmente, e sono contento di essermi svegliato in tempo per ascoltare in diretta questa roba. Fatemi sapere nei commenti qual è stato il passaggio che vi è piaciuto di più. Non pensiamo alla Fiorentina, pensiamo allo Spartak. Ieri in Champions League è successo di tutto, Ancelotti ci deve spiegare lo Sheriff, perché mamma mia, questo è uno degli upset più clamorosi della storia della Champions League, e lo Sheriff che vince in casa del Real Madrid con quel gol 2-1, poi potevano fare anche di più, un Ancelotti molto nervoso anche a fine partita. Le italiane così e così, perché l'Inter non riesce ad andare oltre insomma il pareggio, e il Milan purtroppo non riesce a strappare punti all'Atletico, e quel rigore, devo dirlo, grida vendetta. Guardavo e riguardavo, alla fine c'è un replay che è chiarissimo, dove l'attaccante dell'Atletico Madrid tocca la palla con la mano per primo, e quindi quel rigore con il VAR è inammissibile. Dispiace per il Milan che resta in 10 uomini, quindi fa una partita difensiva. Simeone è anche antipatico, che si sbatte come un dannato, insomma veramente al di là del tifo dispiace tanto per il Milan. Vediamo cosa faranno Juventus e Atalanta, ma insomma cerchiamo di farci rispettare in Europa. Questa è una cosa che dico anche al Napoli, che di solito quando è stato nei palcoscenici importanti si è fatto rispettare, in Europa League un pochino meno. Ecco, spero che in quest'anno anche l'Europa League venga considerata come una cosa importante. L'importante è fare comunque una buona figura internazionale, perché io sto all'estero e se qualcuno se li guarda
guarda, io voglio dire, però hai visto che partita? Sì, poi è stata l'arbitro, che così è importante. Da New York, Valerio Fluido è tutto, forza Napoli sempre, ci vediamo domani per tutte queste cose belline, poi ne dobbiamo parlare dal vivo. Calma, senza grandi proclami e cose varie, però che bello. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok? Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.